quando te rinforciolo, con quattro capri abbandonato e solo, e la sera per fa cena tira villa cella al volo, chi per te non ni sbarcava farina all'antallo volo. Facevano uso pane da paridi, ognuno faceva uso pane. Allora, a sera facevano ciò che si chiamava un pastono. Tagliano uso levito che era pasta di pane che è un poco lievitato, no? Lievitato sfermentato. E si chiamava d'altronde un levito. O levito tenivano in un bollo, in una zuppera, un poco, sa dipendia, quando si rifacevano a spisso, lo mettevano in un bollo. E si rifacevano a lungo il pane, solamente c'erano i bambini, poi se che ne mangiavano, mettevano in una zuppera, era più maiù, ma perché dopo si seccava il levito in fuori, e pedane unicamente ciò che era udrinto, Sul levito o facevano sdrugliare in acqua e dopo ubriano un poco di farina, di maniera a fare un pastono che era pesato, insomma, 3 kg a poco presso. Su pastono copriano di sacche e di sacche che erano tenute espresso per il pane, e certe volte erano cucite insieme per fare un tessuto più spesso. Un sacco di jute ben pulito o di cotone suente e dopo coperti che lo lievitessi bene, che il pastono lo lievitessi. Dopo si arrezzavano la mattina verso 3 ore, 4 ore e impastavano il pane. Vuol dire che tagliano a sua misura di farina perché sappiamo quanto vogliano va pane e per quanto tempo, e impastano tutta questa farina e alla cane lievità di nuovo fino a 8 ore o 9 ore di mattina. E dopo averla impastata a forza di braccia, erano le donne che erano in una meta a impastare la farina, certe volte anche l'uomo diano un colpo di mano. Ma mica suente perché andavano in campagna. Andavano in campagna perché l'animale ci voleva di portargli un po' di feno che facevano, perché il feno ne facevano poco, e ci voleva da frondarli. D'inverno soprattutto la frondavano. Gli italiani i branchi di dalì o di dastro e che rimandiane, un lagani che cristono, lagani giusto a branca un legno e dunque partiamo di buon'ora in campagna, sempre in cu fucili, così si tombano qualche segnale se lo scontrane, o qualche parnicio, o qualche columbolo, e tutto qui si raggarri per la famiglia. Dopo levavano il pane, vedevano la forma per ogni pane, che mettevano davanti a una tavola, coperta di questa di sacca e di coperte. Quando il pane di già formato continuava a lievitare, incendivano il forno e scaldavano il forno, dopo lo spazzavano, lo pulivano in un mondolaio. Mondolaio era una razza di cappia, un balè se tu vuoi, che era fatto di mucchio o meglio di brancucce d'aiaggio, liate a punta di un palo in cui un furricono che chiamavano, un furricono era un palo lungo di un furro, e che erano attaccato a cappia di cose e spazzavano
e quando il forno era caldo e spazzato, inforravano il pane, e noi eravamo sempre ieri, a essere il giorno di scuola, non era che a sortita di scuola, ma a sortita di scuola, la scuola eravamo a furro perché aspettavamo un paniolo. Tutti che facevano un paniolo, piccolo pane che era cotto innanzi a quell'altro, e era pezzettini per tutto il mondo, o se no a sciaccata, che c'era in su li chiamano a steda, un pane spappolato, aplatito, e che cuoce ben sicuro innanzi all'altro. E dopo ciò che era da mangiare fresco era messo da canto, il resto era scupolato in due e biscotto. Un burro, ma per biscoccia, e passai il resto della giornata e anche da nottata, e non lo ripetane che a mattina. E dopo la dobrane in fuso, o bagnane con l'acqua, ed era uso pane di a settimana o di a quindicina, perché certo non lo facevano che a quindicina o pane. Dunque, dopo mangiano il pane ruzzighedo, si chiama ruzzighedo, perché ruzzighedo è un fuso. Ecco. E il pane può essere mica con tutto il mondo, ma i famiglie, certi famiglie, amici, vicini, o comporto, parenti, o sempre stanno un poco. Quando quello che faccio il pane, per esempio ai suoi vicini o ai suoi parenti, uno o due pane, così credo il pane fresco, andando un giorno, due o tre, e pane che li rendiano dopo, che quell'altro li rendia quando lo faceva a sottacca, si chiama una tacca di pane.